C'è anche un ragazzino di appena 13 anni che frequenta le scuole medie tra i 5 giovani protagonisti della violenta aggressione al centro studi di Bassano. Per 4 di loro, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, residente tra Bassanese e Vicentino, è scattata una denuncia alla Procura dei minori di Venezia per rissa, mentre il più piccolo, in quanto non imputabile, è stato segnalato alla medesima procura. La notizia arriva all'indomani della denuncia della 14enne per percosse e diffamazione aggravata per aver preso a calci e pugni una sedicenne in via Tommaso d'Aquino. In quest'ultimo caso i fatti, di cui ci siamo ampiamente occupati nei nostri TG, risalgono allo scorso 2 marzo, quando venne allertato il 112 perché nell'area riservata ai bus era in corso una lite tra giovani, trasformatasi in violenta rissa interrotta solo dall'arrivo di una corriera. In quell'occasione, quando i carabinieri arrivarono sul posto, dei giovani non c'era più traccia. Grazie alle immagini della videosorveglianza e i video che erano stati girati da alcuni coetanei durante la zuffa, poi diventati virali sui social che riprendevano l'intera vicenda, i militari hanno identificato i protagonisti della rissa scaturita per futili motivi. Intanto le scuole del centro studi non abbassano la guardia. È sempre stata comune la linea dei dirigenti scolastici nel segnalare episodi di criticità, c'è sempre stata una costante collaborazione con le forze dell'ordine che ringraziamo insomma, per quanto si stanno prodigando assieme alla polizia locale e al comune, in questo caso all'ente locale. Ovviamente però un fenomeno così grave negli esiti e che giustamente mette in allarme noi operatori e soprattutto le famiglie, va valutato con una maggiore attenzione. Noi come scuola abbiamo principalmente il compito di educare, educando a pensare, stimolando la correttezza delle relazioni, proponendo progettualità che riaffermino i valori della Costituzione. E innanzitutto la scuola comunque deve promuovere in primo luogo la scuola convivenza civile, perché è il fondamento di ogni comunità umana e di ogni società democratica.